potresti andare avanti un po', no? Però l'andare avanti è il miglior era sulla sponda. Eccoci, arrivati. Mo che sono qui non partendo già. No, chi non è più ormai. Poi giusto per sopravvivenza loro. Ma bisogna stare attenti perché comunque il clima che viene qui non è che sia di tanto di scherzare, insomma, di un po' di stanza senza, perché le piante magari non danno nettare. Mettiamo qui, zuccheria qui. Sono un apicoltore cosiddetto nomade, cioè io sposto gli alveari nelle zone dove ci sono delle fioriture prevalenti che mi consentono di fare dei mieli particolari. Un miele mille fiori fatto sul Carso non è uguale al miele mille fiori fatto in laguna o fatto in montagna, sono aromi completamente diversi. Però cosa bisogna fare? Bisogna prendere gli alveari e spostarli da una zona all'altra. Mi definisco un cacciatore di fiori. Questa mattina siamo diretti a Sgonico per fare un'operazione agli alveari che sono lì in raccolta. Sto verificando l'avvenuta fecondazione della regina e come lo faccio? Vedo all'interno del favo c'è nuova covata, cioè nuove larve in allevamento. Significa che la fecondazione della nuova regina è andata a buon fine. Questa era una famiglia orfana, cioè la regina ha sciamato, e ho lasciato una cella reale dove nascerà la nuova regina. La cella reale è questa ed è una cella aperta, cioè significa che la regina è già nata. La perigina può vivere anche 4 anni, però depone metà delle uova che ne depone una di 1 anno o di 2 anni, no? E di conseguenza, deponendo meno uova, abbiamo meno api operaie o bottinatrici che portano dentro miele, soprattutto per noi. Per loro ce ne hanno, insomma, no? Le scorte per loro sono sempre garantite. Questo apiario è stato costituito all'inizio di aprile per sfruttare la fioritura di un arbusto che dà un nettare che viene denominato miele di marasca. Ecco, finito questa fioritura, io ho tolto i melari contenenti questa essenza e ne ho rimessi degli altri. Nel frattempo, le fioriture che si sono susseguite non erano fioriture così monoflorali abbondanti da permettere un raccolto di un'essenza unica, una miscela, no, di nettari che chiaramente verrà definito come millefiori. Ecco qua, questi sono i favi di miele. Adesso possiamo anche assaggiare, vediamo che miele può essere.
Spettacolo. Mille fiori di questo territorio splendido. L'ape mellifera si può distinguere in più razze. In Italia prevalentemente abbiamo l'ape ligustica. In Austria, Carnia, Slovenia, anche sembra la Croazia, è prevalente l'ape carnica. L'incrocio che si forma nei nostri territori è di un'ape tigrata proprio, no? Con righe nere e dorate. Ecco, è la miscela che si è adattata e si sta adattando bene su questo territorio, ecco. Altro melario pieno, riusciamo a accontentare i clienti quest'anno. In questo territorio si riescono a fare diversi mieli, diverse varietà di miele. Iniziamo con la fioritura del tarassaco, il miele di marasca, i millefiori primaverili, poi si va sull'acacia, dall'acacia si passa alla morfa, c'è il miele di ailanto. Dal miele di ailanto possiamo fare il miele di castagno, nel frattempo ci può arrivare magari qualche melata o qualche campo magari con girasoli, con grano saraceno, millefiori estivi. Ogni territorio comunque esprime un millefiori diverso, ci sono aromi, colori che sono completamente diversi, non esiste un unico millefiori. Nella nostra lingua esistono mille millefiori. Siamo nella mieleria. E questo è il miele che proviene dall'apiario che avete visto prima. Le fasi sono semplicissime, si tolgono i tappi che hanno messo le api, che in gergo si chiamano opercoli, in maniera tale da favorire la fuoriuscita del miele. In questa mieleria si fanno solamente operazioni manuali, c'è il minimo utilizzo della meccanica. Il miele più buono si trova all'interno dell'alveare. Si tratta di un prodotto naturale per eccellenza, perciò cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo cercare di preservare queste caratteristiche dall'alveare fino al nostro vasetto. I favi vengono posizionati all'interno di questo attrezzo che è uno smielatore. Si aziona lo smielatore e per centrifuga il miele viene estratto. Quello lì è un miele pronto, basta aspettare 15 giorni che si decanti, il miele così si illimpidisce e possiamo invasettarlo senza nessun tipo di problema. Ecco qua. Adesso viene tappato, etichettato e venduto. Volete fare merenda? Grazie. Prego. Ecco anche a te uno.